Un saluto e un ben chiataz a tutti che in questo momento non stanno chialante. Voi siamo onorati di avere un ospite in studio, un ospite gradito che ha sempre avuto un volo di attenzione, non solo per nostre chiere, ma anche per il lavoro che noi come videotelecarni stiamo facendo. Sto parlando al presidente della provincia, l'onorevole Pieri Fontanin, che lo ringrazio veramente di cuore, che è il suo chiatanos in Chiarni, no? Dopo mai che battevin. Contenti se vengono tra l'altro una giornata fresca rispetto a una che fa stampo chialta. Ecco, così ne fanno tabaiade un po' di tutto. Ecco, Pieri, prima di tutto però, i squin ciridi danti di guarda e anche che non seguiscono, perché mi hanno mandato più volte. No? E quando tu chiacchieras con Fontanin, non viene capito però un tic da sue storie. Sono arrivata a politica e via. Allora voi approfittando di questa occasione per capire un po' che è la persona cui è Pieri Fontanin, al di là da figure come presidente della provincia. No? Ecco, allora, da chi in proprietà e dopo rivini invece che è il monte, la carica chiaramente che tu hai, e in più c'è che le succedute in che disca, sono robe importanti per la nostra regione. No? Ecco, Pieri Fontanin non nasce politica intanto. No, non nasce politica, però mi sono sempre interessato alle robe pubbliche. Io quando ero giovane ho partecipato a tante iniziative, anche dal mio paese, sono ridotto a mettere su un circo culturale, ho pubblicato in un giornalino che parlava delle questioni del paese, questioni amministrative, si arrabbiava in corsini, dicevano di tutti, penso che è stato anche se giovane. Sì. E alle giuste così bisogna si è poi grintoso, si urfa tante robe. Dopo mi sono interessato sempre alle questioni furlane, perché appena laureato si la lavora a Onde Furlane. Ma dici la laurea, c'è laurea. Vabbè, fare la laurea in sociologia a Trento. E allora qua anche mi sono laureato a Trento, al mio paese, non devo preoccuparsi. Ma arriva un altro brigatista, perché io ero purtroppo delle brigate rosse, io non ho studiato con Curcio, non sai, magari lei come tante non sa quale ma... Non sa quale Curcio, ma insomma era uno del capo delle brigate rosse. E la sua femmina, tra l'altro, è stata coppata in un scontro a Fuc con i carabinieri. Io ho frequentato Curcio, e quando sono andato all'Università di Trento, che chiaramente avevano medici all'Università di Ciampe, di tirasui rivoluzionari di Ciampe, ho avuto un certo impatto, no? Ma non è mai aderito a certi robe, non sono mai stato un brigatista. Insomma, la mia formazione culturale, cioè di istruzione, sono ridotto a IECH, ho fatto la facoltà di sociologia, quindi già con i miei studi è entrato un po' dal sociale, un lavoro, no? E ho studiato tante questioni e mi sono laureato con una tesi sulle minoranze linguistiche, non sul furlano, ma ho fatto una tesi sulle minoranze di Alte Valtor, in provincia di Udine, comune di Lusevere. E da che zone lì ho studiato un po' il problema di queste minoranze che erano intibiati e quindi ho tirato fuori un po' di questioni. Dopodiché volte lì ho iniziato a lavorare a Onde Furlane, una radio, le radio libere del Friuli. Una tal'80 che è stata. Tal'80 una bella esperienza perché favelando come con voi, che Furlane, ho fatto informazioni, ho avuto anche ospiti, politici di che volte, comunque io sono diventato politico, mi sembra una roba, no? Ma con ieri detto bande, cioè intervistare, e che volte intervistavo in Alfeo Mizzao, Alfeo di Bean, Arsini Dio in Candolini, e quindi avevo avuto tutta una serie di attività, avevo un programma che si chiamava il Chiarmat. Chiarmat con viole. Ecco, con viole, Pieri Fontanin e con viole. Qualcuno che mi ferma e mi dice, ma io mi penso come che lui allora alle radio che faceva questo programma. Un programma che secondo me era bello, gustoso, perché dava notizie di cronache, di politiche e scherzavi un po', non facevi robe pesanti, però ci devi sempre dare informazioni perché ero convinto che una radio avesse avuto informati di alla maniera in diretta intanto sempre con contatti diretti anche col pubblico. Sì, bellissimo il pubblico, chiamava, telefonava, diceva la loro, dopo o facevi dei verifiche anche, no? Chiamavi in qualche ufficio, per dire se lavoravi, e in fondo sono lavori interessanti. È stata una bellissima esperienza. E appena insomma finita la radio, ma io ero già anche in radio, mi sono candidato
ieri già consiglio comunale, però dal Movimento Friuli al comune, no? A Cianfuarmi. E dopo mi sono candidato in provincia di Udine, consiglio provinciale, e sono stato eletto, è stata una sorpresa anche a volte, e di lì ho cominciato le mie esperienze. Dopo sono entrato dal 91 in Tele, sì, o 90, alla fine dal 1990 Telenord, le mie boss a Udine, dal 93 sono stato eletto in consiglio regionale, ho avuto una valanga di voti, ho fatto il presidente della regione per un po' di tempo, poco secondo me, e dopo sono andato a Roma, sono andato al Parlamento, ho fatto il senatore e ho fatto dopo per altri 2 volte il deputato. In pratica ho passato circa 15 anni a Roma a fare parlamentare. Per fare la riforma della Costituzione, una delle ultime robe che ho fatto, è che è stata una roba importante, peccato che lei dopo le ha bocciate, ma che secondo me non era di bocciare, che dico muoio di bocciare, quindi invito i telespettatori a votare il referendum quando veniva fatta a ottobre, e di dare un voto negativo, perché la Costituzione, quindi l'Inde, quindi il popolo, quindi le autonomie, quindi le regioni, quindi c'è che vuol dire in pratica avere un rapporto più diretto con il popolo, con la Inde, perché sia a Trieste che a Roma stiamo vivendo una nuova fase di neocentralismo. Dopo che fase lì mi sono candidata, sono tornata a scuola a insegnare. Ecco, che le volevi domandare, perché entra via e dopo resta dentro che No, ma il mio mestiere è insegnante, io sono un insegnante, io insegno alle scuole superiori, ho fatto per negli anni 80, insegnavo a fare prima l'Isserale, dopo che ero a Furlane ho facevo l'Isserale e quindi arrivavi a insegnare di sera e le mattine ho lavorato in radio. E dopo sono tornato a insegnare un par di anni e dopo ho avuto queste nuove ultime avventure, il candidarmi in provincia, a guidare le province, come in pratica sono dal 2008 che sono presidente provincia, ultimo presidente provincia del Friuli, una provincia che ha quasi 200 anni di vita e che come è destinata a morire, salvo che la Inde non votelli dal referendum, quindi la Costituzione. Perché se si vota quindi queste riforme della Costituzione, le province non muoiono e quindi non può morire anche da questa regione. Ecco, ma su che magari i revin dopo. Ecco, tu dicevi che tu hai fatto 15 anni a Roma, e di fatto una delle domande che mi fai, che mi dici, ma domanda, Presidente, la sua posizione in conto a ciò che è la prevende che aventi a fare a Roma. Ma c'è che il Presidente al chiacchiere, però anche lui lavora il suo vitalizio. Sì. Allora io ho sempre detto a lei che mi domandava, ma c'è paese ma se bene? Sì, c'è ping ma se bene, è vero. Bisogna calare le paie ai parlamentari, perché è una roba vergognosa che c'è qui. Anche i vitalizi sono masse alte, non le giuste, perché la gente non ha pensioni così alte e chi sono a lavoro non ha stipendio così alto. Quindi non si può dire, ma che altri si chiappano di più. No, i parlamentari si chiappano masse bene e anche come vitalizi. Io l'ho sempre detto, lo dico anche con me, e lo dicevi anche quando eri a Roma, insomma, a fare parlamentare. Ecco, ascolta, tu hai avuto in mente il Movimento Friuli, perché in qualche maniera lei hai che tu sei esente nasciuto politicamente, o in qualche maniera tu avevi scheltroi. Perché non siamo arrivati in Friuli ad affuarci un partito autonomista come che invece in altre regioni ha avuto buon esito e dicono che ha avuto anche risultati, proprio non perché riguarda il seguito da INT, ma anche come risultati effettivi per il bene da INT. Sì, perché in provincia di Bolzano ha avuto in Sud Tirolo Volkspartei, ha avuto un partito, un partito di centro. Poi Val d'Ostano. Val d'Ostano, Unione Val d'Ostano, il SARS, il Partito Sardo d'Azione. E in Friuli non succede, perché? Perché i furlans hanno avuto sempre dei politici che si lasciavano comprare di Roma, sempre lasciati comprare di Roma. Io, molte mie storie, le mie carriere politiche mi sono lasciate comprare. Ho aderito a un movimento, che è un movimento federalista, che riconosce le autonomie del Friuli, che è la Lega Nord, perché la Lega Nord è fatta di tanti slesi, la Lega Veneta, la Lega Lombarda e anche la Lega Furlane. Allora, quella è secondo me l'esempio che viene partendo in avanti. Invece purtroppo
quando i politici democristiani, comunisti, socialisti, rispondevano sempre alle segreterie di Roma, alle segreterie romane. E là hanno avuto la forza di capire che bisognava votare un partito autonomista, che a volte all'era del Movimento Friuli si poteva dare un voto al Movimento Friuli da forza all'autonomia, da forza a Inte che non aveva di rispondere a comandi che arrivavano di Roma e che poteva insomma, essere tanto più autonome e fa come che fa in Val d'Aosta o in provincia di Trento e in parte anche in provincia, in parte in provincia di Trento ma soprattutto in provincia di Bolzano. Ma i teams che sono come che l'autonomia si va smamendo sempre di più. Però non si ha avuto una grande presa di posizione, a me che tutto va bene in ogni modo, insomma, adesso ha il Kabul sotto. Ma... Secondo me è bolla, la città è bolla. Io ho avuto certi momenti come la India un po' rabbiose, cioè proteste con cui forze, probabilmente non è organizzate, no? Non ha dato l'espressione a un partito per far capire il malstar, le voglie di cambiare, però esiste una certa voglia di no a certe soluzioni. Mi pare che anche che si sono stufati come anche di Renzi, no? Di queste tabaiot che l'ha promettuto mille robis e quindi come comincia un po' che c'è lascia torla, un po' che vota il Movimento 5 Stelle, che le gente che ha un segnale di proteste. Un po' che il mio partito è tornato a Giappà un po' di forza, perché ormai il viaggio su culturale quindi sparcente a livello di tutta Italia, e quindi Cadino la percentuale sono ancora più alti. Quindi ho creduto che un certo numero di ente, sedi antimole, ha dei partiti autonomisti, ai partiti, tra virgolette, che protestano, che vogliono cambiare le robe. Però, perché riguarda proprio il top partito, la Lega e la LE, in che misura può entrare in quel discorso da nostre terre, di un'autonomia della nostra terra? Può fare in alc o è invece il momento di Davide Alcati? Io credo che la LE è un grande esempio di partito federale, di lasciare a ogni territorio la sua autodeterminazione e la sua possibilità di nominare i suoi politici e dopo di anche autogovernarsi. Mi visi quando sono diventato presidente della regione, tra l'altro io sono stato il primo presidente dell'E in tutta Italia, di regione. Bossi mi ha mandato un telegramma e mi ha detto auguri e come va in denaro di Besol, perché tu studi rispondi agli robi del tuo territorio, tu devi domandarmi a me a Milano, c'è che tu hai di fare. Questo proprio per segnalare le voie le necessità, l'autonomia di sé dopo una roba concreta. Io credo che questi partiti, ha dato esempi sforzi, ad esempio Zaia, è un governatore che risponde ai Veneti, che parte in denaro di interesse dal Veneto. Stessa roba fa anche Maroni, anche in una regione un po' più complicata, la Lombardia, perché ha 10 milioni di abitanti. Quindi se le ha ai propri territori, soprattutto se le ha alle proprie int. Questo è l'esempio che la LE sta dando con i suoi governanti. Quindi io credo che tornare a entrare al governo centrale di Roma o tornare a partire che riforme che avevamo fatto in maniera un po' più forte di istituire il federalismo in Italia e di dare autonomia ai territori, cominciando dalle regioni, perché non credo in le regioni, e le regioni hanno la possibilità di legiferare e di decidere se fare sul loro territorio. E tu hai avuto in mente Zaia, ma Zaia con Sapare non mi pare che vai tanto d'accordo. No, Zaia è d'accordo che Sapare passi in Friuli. Lui dice che per lui non è che la soluzione, però ha riconosciuto l'autodeterminazione dei Indi Sapade. Se il 90%, più del 90% ha detto che la voglia di venire in Friuli, bisogna rispettare questa volontà. Sta di fatto che in Consiglio regionale era presidente anche Zaia, che vota non era presidente, era Galan presidente, e hanno votato, Zaia l'ha votato a favore del passaggio di Sappada in Friuli. Il problema è le fare a Roma, lei a Roma, no? Vergognose, no? Che non, perché lei, il sottosegretario Bressa, da Partito Democratico, che non lui parte in aula queste disegni di legge, per farlo approvare. Questa è la questione, no? Al Parlamento italiano che blocca.
Ecco, Presidente, venin allora a Cemu che plan planin a ti stanno avanti la provincia sotto i pis, no? Ecco, dall'ultima chiacchierata che avevi fatto era venuto fuori il discorso in particolare dalla cultura che ti avevi mangiato i fonds da lingua furlane e ti avevi lasciato come I singer. tu avevi fatto una provocazione sì, bisogna stare attenti, se non vendi da pratica queste parole, perché qualcuno a po' denunciano. Vabbè, vi sempre i Sinti, i Rom, i Sinti che robi perché come loro sono più garantisti di no, sono robi di mass. Mi ha scritto il garante, perché hai avuto il coraggio di dire che le persone e sono un evore plenis di questi sceros che si chiamano Udorovic, Levakovic, no? Che no, o Savin c'è bande che vengono, no? Che vanno a rubare stiasis, che vanno a rubare macchine, che vanno a fare altri robi che non vanno bene con la qualità delle nostre vite. Allora, perché voi dite che bisogna rieducare e fare dei corsi per insegnare a vivere correttamente con la nostra inte società. Il garante di Trieste mi ha scritto, no, non va bene, non si può, di che queste persone si vanno a rubare. Ma io ho il gusto che lui all'assa magari lo accompagna, io ogni momento per esempio di Tumiezza che di Udin, avevo di trosse chiarnieri che sono dentro che per esempio lì, no? O c'è extracomunitaris e soprattutto c'è singers, no, scusate, o c'è rom che hanno rubato un po' di stiasi, no? Perché purtroppo questa è la realtà. Nos dice la cronaca e nos dicono anche le persone che sono piene di questa gente. Sì, però che qui dopo è stata ciò che diceva la stampa, e dopo dopo che è stata fatta in forme magari ironiche, che hanno fatto queste lettere dove che dicevano che loro si rendevano disponibili a insegnare, vi insegniamo noi a difendervi dai ladri in pratica. Sì, poi allora si dice ai singers che insegnano a difendere dai ladri, come proclamarsi, sì, è una roba che non funziona. Non sapete che se qualcuno può insegnare sono i carabinieri, la polizia e dopo anche il cervello che per fortuna funziona di mo e cosa vince che quindi fa per stare attenti che i personaggi che purtroppo vengono a rubare queste stiasi. Però sono segnali comunque che vuol dire che sentono e che si preoccupano a muserotte per certe spiezze. E a muserotte perché chiati in qualche dunque di fin, no? Come ho citato il garante il garante delle minoranze, perché capite, loro sono garantiti, no? Dopo hanno gli avvocati, loro ad esempio possono costruire in maniera abusiva, hanno costruito un po' dappertutto, no? Se facendo una roba abusiva, lo dicono di buttarle io, e se non le buttano io, lo fanno pagare la multa anche e venderanno. Dopo in caso di buttare io il sindaco, a spese nostre non si fa spagare no. Che è giusto, perché bisogna rispettare le regole, no? Se esiste un plan regolatore, dove che bisogna, là che si fanno i chiasi, là che si fanno le officine, là che si fanno le scuole, no, per loro invece loro vanno un prato, un campo, mettono su le baracche, dopo fanno i sanatori, qualcuno, no? E questa è la realtà, no? Perché lei non accetta queste robe, è stufa, no? Dopo i chiesi popolari, si mettono i principi perché sono pieni di frus, di mulerie, magari è un vecchio che aspetta una serie di 3 anni di vedere la chiesa popolare, le piar, perché il Sinti, il Rom, che l'ha diritto prima di lui. E che il secondo l'ha pagato una tassa, no? Non l'ha pagato noi, perché sì, loro lavoro dipendente lo fanno, loro hanno un lavoro autonomo. Sono sempre senza reddito. Sì, sono sempre autonomi loro, si rangiano, insomma, e purtroppo diciamo che si rangiano. Ecco, andiamo in avanti, allora c'è vino che può fare a province e c'è Chiampa, c'è del restato fino ad arrivare, perché mi pare che dopo quel 1° ottobre andrà un'altra scadenza. Sì, o 20 di altri sviluppi. Beh, intanto è soddisfazione, perché voi siete arrivati e vedete le strade asfaltate, che in pratica è statale, che va su a Pas di Moncros, entra chi per prima a Paluce, e dopo mangia un tocco magari chi a Treppe. Dopo mi pare che hanno asfaltato anche per la sua lì sul. Quindi sono contento. Che sono robe fatte da provincia di Udine, non da regione. Sono ben nestris, abbiamo fatto gli asfalti, come convincerò di tenere sempre in regola le strade in monte. Sono strade difficili, che tu hai impegnato un lavoro, non dove l'asfaltare, ma bisogna buttare il sale, bisogna dopo con il neve, bisogna tirare via la neve, bisogna fare la manutenzione. Comunque queste robe sono passate alla regione. Però anche io vengo al DD,
perché la regione si è dismentellata in tanti fa le vulturi delle assicurazioni, dei trattori, dei GMI. Tutti i miei come sono fermi dai magazzini provinciali in spiette che si faceva la vultura. Ma non sapeva probabilmente allora. Sapeva, perché le leggi l'hanno fatte loro, hanno detto che prendi lui, avevano dicendo queste robe, noi le vincedute, però sono due fermi. Vabbè. Insomma, che va, io però sono un po' preoccupato perché in tanti anni di vita delle province le strade sono una delle robe che ho saputo e tenere sempre in funzione bene. Ho cercato sempre di dare risposte, ho browse tecnici, browse cantoniers, come i cantonieri e i tecnici restano e vanno sulla regione. Spero che la regione sapesse dirigere, che sono ridotte e mettete a disposizione chi bes che non mi sempre mettute per fare asfalto e per fare le manutenzioni che vanno fatte. Dopo l'ora l'altro in avanti ti resti, diciamo, come ma comunque le scuole, se non vengono più di 100... in che misura entrai sotto le scuole? Più di 100 scuole, no? Le scuole superiori, che sono le scuole più complicate, perché sono frequentate, ad esempio il Malignani di Udine era più di 2000 studenti, il Stringer era 1800 studenti, sono tutte scuole che vanno dai 500 Arlev in su, no? Anche a Tumiezze, le scuole di Tumiezze sono scuole importanti. Come fino a ottobre li gestiscono, che vuol dire fare la manutenzione, pagare il riscaldamento, pagare la luce, pitturare, insomma, fa tutte le robe che sono necessarie per rendere chi locale lì a posto perché gli studenti possano imparare bene quando sono a scuola, le robe che sono da imparare. Dopo, queste scuole si verranno passate ai comuni. Ad esempio a Tumiezze, le scuole che sono nelle superiori a Tumiezze vengono passate al comune di Tumiezze. Ma che vuol dire che la regione passa i contributi al comune? Quali contributi? Non hai capito, i contributi, anche chi no, ma appunto per capire il funzionamento. Allora, le 4 province della nostra regione costano in un anno 50 milioni tutti i 4. Che significa pagare tutto il personale, per fare tutti i giochi che non fanno. L'ICL, che tiene i computer di tutta la regione, costa 90 milioni, tanto per farvi capire le robe che sono. Allora io spero che, anche sicuro, non si trasferisce in poi di chi 50 milioni, di 50 milioni. Poi di metà arresta la regione. Ma non senso con questa metà arriverà a fare la manutenzione delle strade, arriverà a pagare tutto il consumo di gasolio, fare la manutenzione delle scuole, chioli i banchi, le lavagni, cambiare le lampadine, pagare l'energia elettrica, tutte le robe che sono di fatto tutta una scuola, che sono a carico delle collettività pubbliche, no? No, Speriamo, però io so che poi di qualche sindaco è preoccupato, perché i BES, magari la regione ti promette che ti dà, dopo magari non arrivi, o se no arrivi sbagliati, no? Perché magari qualche scuola di Trieste è a 100 e che tu mi magari è a 60, no? Allora tu sai, non tu arrivi a fare le stesse robe, un che a 100 arriva a farmi ordini, un che a 60. No, ma io ti faccio questa domanda, perché la Inter si pone il problema, ma se si può fare, se stanno nella provincia, con i donati che fanno, non è il problema, insomma, no? Ma perché tanti, a noi la dimensione anche dal lavoro che la provincia fa si incontra proprio di che. Ad esempio, pensa per il riscaldamento, noi facciamo un contratto unico, cioè tutti le 100 scuole che abbiamo, avevano un unico fornitore che ci dava l'energia a un prezzo che chiaramente era competitivo, perché claro, noi eravamo un cliente importante, no? Un cliente che pagava circa 4 milioni all'anno di corrente, no? E quindi tu devi essere trattato in maniera più forte rispetto a un comune che chiaramente non ha queste potenzialità di trattative. E questi purtroppo sono i dams di queste riforme, che tagliate la provincia di Udine in 10 piccole province, una roba sbagliatissima. Poi forse fanno crescere in modo di aumentare il numero di abitanti, erano 540.000, come sono 540.000, magari Tiradogni è la provincia di Gorizia e la provincia di Pordenone. Tornate ad esempio come Cogliere una volta, no? E queste erano le riforme, per fare un numero grande, siccome dice sempre così piccolo, così imposto. E come che hanno dividuto per 10, che hanno fatto fettuti di 50.000 di loro, ci hanno combinato.
hanno combinato sicuro più di prima. I moni in avanti qualche bande, dove che la provincia ha in chiamo capometiman? Beh, l'ambiente, abbiamo tutte le competenze dell'ambiente che riguardano ad esempio gli scarichi dei sfognatori, perché vengono controllati, i depuratori, se sono tenuti bene, dopo le emissioni in atmosfera, cioè che fanno una fabbrica, che ha un cammin, allora devi in provincia domandare l'autorizzazione perché non controlli che l'impianto non inquini, che sia tutto in regola. E qui ci sono autorizzazioni che dalla provincia. Dopo gli scovacci, anche controllano le discariche che svecchi. Come ho dato 1.600.000 euro a tanti comuni per scerare le discariche di inerti, che dai gravoni, insomma, delle robe, non dai refudoni, ma delle robe dettiare, insomma, di che si partiva da queste discariche. Anche lì abbiamo dato un grosso contributo ai comuni proprio perché arrivano a scerare questi sbusi che sono un po' in tanti sbandi delle nostre province. Per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura, la provincia ha anche qualche competenza? Ma sull'agricoltura abbiamo le fattorie didattiche e le salti robis che avevano, ad esempio, aiutavano gli apicoltori, davano contributi, come abbiamo dato gli ultimi scaltredì. Dopo ci arrivano di aiutare le aziende che facevano qualità, in particolare, però non si avevano già chiamate gran parte, i prati stabili, ecco, che lasciavano ma che sono robe che riguardano la pianura soprattutto. Sì, non la mondo. Ma ormai ho trasferito quasi tutto, ho poche nuove. Ho vinto l'orto botanico, avrei voglia di salvarlo, che è una bella realtà a Udin, dove che si tengono le robe poi bieli, anche sotto l'aspetto delle flore, però gran parte delle robe le regione. Noi interveniamo in agricoltura per dire vero col fondo montagna. Con chi si stanno mettendo 500.000 euro per aiutare la gente che sta in monte e quindi anche che lavorano in agricoltura, che hanno piccole aziende e che magari hanno voglia di comprare una macchina che non costa tanto e non danno un aiutore per permettere di comprare queste macchine. Non sai, una falciatrice, una mungitrice che hanno le svacci, sentiamo, no? No, di una mano col fondo montagna alle aziende. E quindi con queste parti di trasferimento sono partiti di qualche dipendenza? Sono partiti come 174 dipendenze che di un colpo sono diventate 2 dipendenze regionali. E ci succede, qualcuno diventa dipendente regionale. Succede che anche la 14esima. I provinciali, i comunali sono fersi alla 13esima. Poi che lavora in regione invece ha diritto a cotuare le mensilità. Allora abbiamo fatto un conto. C'è costi che scherzotti che, no? A tutta la regione, quindi a noi compagni di tasse, a costo di 2 milioni di euro in più all'anno. Ma non a volte sole, perché comunque le chiappe al 14esimo, le chiappe dove chi stanno, le chiappe l'anche al venga e fin qua che lavorerà. Allora anche queste sono le denunce che abbiamo fatto, ma la regione ha fatto finta di non capire. E non si dice in queste robe, non si dice che la regione sta diventando un ente che fra poco avrà 4.000 dipendenti. Ti rendi conto? 4.000 dipendenti. È una roba di massa. Il Veneto, che ha 3 volte la nostra popolazione, ha 3.000 dipendenti. Ci diranno che dal Veneto, ma guarda se strassoni, avesse sglonfato come la Sicilia, i dipendenti pubblici, no? Non si fa in queste robe, no? E dopo c'è il fatto di dare la 14esima, io cioè, una banda di, sono contento per i dipendenti, però le bande di cittadini dicono le giuste, perché già 13 mensilità con i team che corrono e sono sufficienti, se dai anche la 14esima mensilità. Ecco, sì, questo è chiaramente il plan che la regione sta ristrutturando e mettendo mano in diversi campi, ecco, e disin che la Int qualcuno si è molto, riguardando per esempio la proposta di referendum di sanità, che è stata proposta e che purtroppo è saltata, accompagna il discorso da fusione di comuni e di chiese benedette da riforme da UTI così chiamate, e anche chi andare a fare su firmas
per poter fare un referendum e a chi proprio è fresca la roba che la regione ha lasciato non ha accettato neanche che sconfronto democratico che la Inta aveva risposto di la so e compagni anche perché ha proposte di fare due province autonome di Udine e di Trieste per stamp che potrebbe essere un esempio, ma potrebbe essere parte di Alcati di Trento e Bolzano. Tutte le proposte con in che aveva firmato e là in regione che la regione con i numeri che aveva a disposizione con la maggioranza invece ha proprio parato in ora, non ha accettato di là il confronto. Sì, questa è una roba preoccupante, perché quando domandi un referendum su una legge da Stato ottieni su 500.000 firme. Ma che decide se si può fare o non fare referendum non è il Parlamento che la fa la legge che si domanda di cambiare, ma è l'accordo di Cassazione. Quindi sono i giudici che dicono se tu puoi fare referendum, se le domande che tu hai fatto sono una domande legittime, perché sono ad esempio certe leggi che non si può domandare referendum. I trattati internazionali, ad esempio in Italia non possono domandare se può stare in Europa o no. Vabbè, sono regole che hanno deciso. Anche le leggi che riguardano i tassi non si può fare referendum, ma tutto il resto si può fare referendum. Benissimo, in questa regione, le leggi regionali, che la sanità, che tocca un lavoro di Inter, che è arrabbiata perché che questa riforma non funziona, perché userà gli ospedali e partà invece di la Serracchiani, la medicina sul territorio attraverso i medici di base. Tu puoi scrodere, il medico di base sarà un bravo medico, ma dopo alcuni ricorre sicuro dopo all'ospedale, perché chi sono specializzati, chi conoscono in maniera specialistica le terapie per curare una determinata malattia e sono all'ospedale, no? Il medico di base ti fa un piccolo filtro, ti dice molto di specialisti, invece che ti dice lui, dopo specialisti dicono molto di ricoverati, perché in ospedale ti fanno le cure per venire fuori di questo malato. E invece di queste robe, vabbè. Quindi anche chi si domandava di fare un referendum per abrogare una roba legittima. Noi di fare. Dopo quel che tu hai detto tu, che sulle UTI e che sul fa due province, Trieste e il Friuli, ieri referendum non abrogativo, perché non esistono propositivi, vuol dire fare le proposte, domandare alla INCI d'accordo su queste proposte, pensate voi altri, neanche chi non si può fare. Allora io mi domando, ma chi partite democratiche, ma dove è stato democratico? Che hanno votato in 25, no? Dal Partito Democratico insieme a SEL, per dire no, che roba scala INCI non ha di fare, non ha di diciamo che la pensa. È una roba vergognosa. Io resti scaturito, comunque si può, se vede tante arroganze nei confronti dell'Inter, ma no, non sono servizi dell'Inter, non vino di rispondere alla Inter, non basta rispondere dopo qualche sono le votazioni, bisogna rispondere anche con la Inter attraverso un referendum che è un impreste di democrazia diretta e ti domanda di essere ascoltate, vuol dire pensa in Svizzera fanno ogni momento per qualsiasi questione. Come hanno fatto in inglese, su una questione molto importante. Non puoi dire, diciamo che la pensione su certi robe in questa regione. Ma c'è regione che dove è le democrazie? Serracchiani, dove è le democrazie? Vergognati, vergognati. Ma loro hanno detto che comunque che essa faceva parte anche l'UTI e tutto, faceva già parte dal loro programma e quindi hanno avuto quei voti la IN che aveva votato e loro vanno avanti con il loro programma e quindi per loro è già scontato che la IN sono d'accordo su ciò che fa. È vero, non domandini di cambiare il presidente regione che ha vinto le selezioni, non domandini di dire su una legge che avete fatte che non siamo d'accordo se si può cambiare. Ripeto, l'istituto del referendum è un istituto di alte democrazie, che lo hanno tutti i paesi più moderni, no? Dove interrogano la gente ogni tanto su questioni specifiche. Ho pensato e ho pensato che in questa regione si può dire, diciamo che la pensa, diciamo che la pensa la gente. Ma soprattutto per l'autonomia che ha questa regione, che dovrebbe essere un motivo in più anche per... Mi pare che state adoperate in maniera molto sbagliata. Tra l'altro non capisco perché era di sé il Consiglio regionale. Claro che il Consiglio regionale ha fatto la legge e ti dice di no. Come se l'hanno domandato al Parlamento, avessi fatto una legge, come non sei più d'accordo, non vuoi cambiare, che ti dici di no.
bisogna là un ente terzo, la terzietà si dice, no? in lingua italiana. E poi c'è la magistratura. Sta di fatto che su che robe qua si può ricorrere alla magistratura ordinaria. E quindi io ho già detto a voi, ai promotori di crisi del referendum, vi ho detto che si può là domandare già al giudice civile, diciamo che la pensa su queste bocciature. Quindi dal tuo punto di vista che tu la usi come una scelta prettamente politica, non di sicuro. Un errore politico. Non un di no per causas tecnicas. No. Nel senso che c'è molto del prodotto di referendum o c'è che del prodotto non faceva parte. No, perché io rindomandi, una era sulla legge sanitaria, una dice non mi piace che sviluppi come fatti, ho visto che li scambiedi, no? Che ho visto di cambiarli. E dopo la regione avrà fatto un'altra legge, sì, no? Un segnale. Per mettere a questo. Che l'altro invece dall'era consultivo, io ti faccio una proposte e vi dico che disleit, se è d'accordo, dopo se è il 51% è d'accordo, forse dopo tu sei obbligata a seguire, però non tu sei obbligata al 100%. Come dicono in Inghilterra, non è dite, all'antica è il consultivo, no? Non sono mica obbligati alla fuori d'Europa. È chiaro che i politici hanno detto che se il referendum vince che di la fuori dell'Europa, no, obbedire a chi si vuole, no? È una questione di correttezza nei confronti di cui ha espremuto l'opinione. E invece che queste eterne paure dal confronto tra Trieste e Udine, va a finire era un'occasione per io effettivamente va a finire male, perché Trieste avrà già dei robe che come arriveranno con le modifiche da statuto della nostra regione, la che ha preveduto di istituire la città metropolitana. Quindi loro avranno la città metropolitana che corrisponde alle province di Comò. Per loro non cambia nulla, anzi, avranno altri punti. Rispetto invece a noi, che le province sparite, il territorio sdrumato in piccoli sotti. E quindi avremo di confrontarsi, non sai, le ultime chiarni avranno di confrontarsi in regione con la città metropolitana di Trieste. Dopo gli umani, no? Loro sono in 200.000, poi di 200.000, la chiarni con i suoi 34-40.000 di loro, conterà noi. Perché dopo diventi in base alla popolazione, no? Non fai poi un discorso di territori, non fai poi un discorso di sensibilità, di indicato, dopo diceranno no, ho vinto diritto per 200.000, guarda se ho diritto per 34-40.000. Ecco, tu domandi continuamente, perché riguarda proprio la UTI, tu fai appelli e tu mandi segnali, se si può sospendere al manco finta quando sarà fatto che sbenedetto di referendum, perché l'ipotesi, l'eventualità che venga bocciato, che vince il no, al torna con la tutto. E quindi se avesse effettivamente da succedere che c'è quella roba che è inviata come c'è molto chiatarino nel mese di ottobre. C'è molto chiatarino nel mese di ottobre, perché le robe che la riforma vede bocciata non è tan peregrine, perché sono tanti partiti che hanno detto che voteranno no, anzi, anche che hanno votato sì, qualcuno si è già pentito, ha detto che, ad esempio D'Alema ha detto che lui voterà no, tanti personaggi sempre dal PD. Quindi ci succederà che le province in Costituzione italiana restino. Invece noi, dal frattempo, varremo a approvare le modifiche da statuto, là che da statuto della nostra regione, là che il non province sparisce, al ven tagliato di tutti gli sbandi. Quindi avviene fuori una specie di conflitto, perché le statute della nostra regione ha di uniformarsi alle leggi costituzionali della Repubblica Italiana, che è la legge più importante, che sta per solo di tutte le leggi, per solo di tutti gli statuti. Quindi la Serracchiani subito dopo verrà tornare a domandare le modifiche del statuto per rimettere in pins a manco una provincia. Sì, ma perché la Costituzione ti dice troppe province, però ti dice la provincia è ad esistere. Sì, che comunque vuole sottempo per fare questo. Vuole sottempo, quindi va un miez caos. Non lo sai, perché gli ho domandato? Aspettate un momento, no? Io dicevo che va a finire con chi sbenedette referendum, se la Costituzione viene modificata o se invece resta come chi è comò. Perché se resta come chi è comò, non si può modificare il statuto della regione Friuli Venezia Giulia. Dove di fa? Hanno detto che bisogna rendere di stesso, loro chiaramente hanno la maggioranza al Parlamento e quindi... Rosato, che le triestine, che interessa la città metropolitana e 12 che al 20 ore, cioè alla vita bisogna andare. E il 10 volte del mese di luglio cominciano
e potresti già votare queste modifiche da statuto. E quindi si è un po' più incasinato in pratica, probabilmente. Un po' di confusione. Ecco, e un'altra roba che sta partendo, sì, vince di referendum che dovrebbe essere comunque un'indicazione anche popolare perché che sono i restanti che amministrano, però vince tutto anche che il referendum da Laghe che ha avuto un certo risultato, che però sta là in un'altra banda, da vedere che come proprio che dice qui, i comitati si sono in da ora mozzi perché vogliono fare un'altra proposte, ma anche per cambiare qualche articolo che queste nuove. Ecco, allora anche questo impresto, finché c'è punto viene ascoltato, o dopo anche se la gente dice, dà un segnale e comunque i politici si chiamano un'altra play di stesse, senza proprio. Chi sta dimostra poi c'è serietà dei politici. Bisogna rispettare la gente, perché noi siamo al servizio della gente, noi viene di faccia che la gente ci ha indicato, anche qualche volta la gente, e dà un'indicazione. Se ti fa svincere te, ti fa svincere perché tu hai un programma, tu stai perdendo anche il programma lì, no? E quindi anche sugli slopis, no? Sui referendum, sugli slopis che non funzionano. Se ti domande di sei ascoltate, tu hai il dovere di ascoltare. E se hai un'altra idea, cambiare idea, tu hai seguire questo cambio di idee. Perché, ripeto, bisogna stare sempre in sintonia con i cittadini. Quando tu rompi il rapporto con i cittadini, tu hai rotto, dopo viene fuori veramente le rivoluzioni. Veramente da che si può cambiare il sistema, no? E quindi i politici si hanno di stare attenti su questi robe. Se in chiaro, ad esempio, si domanda di avere una legge per tutelare gli acquedotti che sono in chiaro, e perché non possono fare, qua anche in provincia di Bolzano l'hanno fatte, qua anche in Val d'Aosta le hanno fatte, bisogna fare anche calc dal genere. Sono territori di monte che hanno una storia particolare, non è l'acquedotto delle basse furlane, no? Là che sicuro che tu tira il tubo, ma si può investire fare in maniera differente rispetto a ciò che le sta programmato. Però lei è vero che la Inter, cioè in questi ultimi anni ormai ridomina continuamente che si chiama su firma e che si dà vita al, cioè è possibile che si siete ridotti, che si distacca tra Vuol dire che il distacco è purtroppo grande il distacco, e per fortuna che non si lasciano anche molti per soffermi, se ne furono di che ti dicono anche non potete già passare poi firmi, svondo già passare firmi, o se no ti dicono per fare un referendum tu hai bisogno di 1 milione di firmi, sì, allora è chiaro che non potete farlo, no? Ecco, anche questo referendum che la Ringa votata, che scambio della Costituzione, in che misure l'uvioso, era necessario cambiare, in che secondo il tuo punto di vista la Costituzione poteva essere o l'ave cambiare? E va cambiata, io come sta parlamentare ho avuto la fortuna di essere a contatto con chi ha cambiato la Costituzione, ho contribuito anche io, perché io ero il relatore proprio alla Camera, in aula, del cambiamento della Costituzione, e quindi ho conosciuto bene che ho cambiato. Ad esempio, abbiamo diminuito il numero dei parlamentari, non solo dei senatori, ma abbiamo diminuito anche quelli delle Camere, anche i deputati. Dopo abbiamo superato anche noi il benedetto bicameralismo, cioè con le leggi di là di là, abbiamo detto che certe leggi hanno di farle il Senato e certe leggi hanno di farle la Camera. E abbiamo diminuito l'importanza del Senato. Il Senato era diventato il rappresentante delle regioni, il Senato federale della Repubblica lo abbiamo inclamato, e era un luogo che si aveva in esaminare leggi che toccavano soprattutto questioni dal territorio, le alle regioni. Dopo avevamo dato poi autonomia ai territori, avevamo ceduto di affidare alle regioni poi competenze rispetto a ciò che questa riforma invece fare, che parte via competenze dal territorio e torna a partire a Roma. Insomma, avevamo cambiato 54 articoli anche noi della Costituzione, infatti anche noi una riforma, un lavoro importante, purtroppo in che volte non è stato un grande dibattimento, le enti là, chi che sono là, tra l'altro dice anche queste in Friuli, lei non le ha bocciate la riforma, le enti in Friuli ha approvato la riforma della Costituzione che l'abbiamo fatta noi. Purtroppo dal meridione d'Italia, tu sai, dal meridione è il capo dal territorio che dice vai a votare, si vota a Quintri, e che hanno obbedito e le hanno bocciate. Perché anche lì avevamo tagliato un po' di spese inutili, è stato di robe che
sono un po' scandalose che non continuano in Sud Italia, tipo i 24.000 operai forestali che ha la Sicilia, no? Il famoso forestale. Che è una roba vergognosa, no? Però sono di mo'. Ecco, slarghi il tempo un tipo in là, Presidente, il discorso che è stato fatto di la Brexit, così chiamata, no? Questo esito di un Stato che ha il domanda di essere dall'Europa. In c'è hai sbagliato, secondo il tuo punto di vista, che questa Europa scendese esaltim di come dà la Europa, che se si mette in moto che una chiadene che dopo... Se l'Europa non commette dormani robe, è finita. Perché è stato anche l'Europa, come già detto, c'è molto la di sei, la chiappala vongola, la di sei di certi robe, al Kudumar, per vendere alla di sei di una certa lunghezza. Dopo le marche, i livelli piastrelli, finita al soffitto, no? Il formato può farlo così. Dopo, cioè, tutte le regole a pro delle grandi multinazionali, delle grandi industrie, coppare tutte le robe piccole, no? Tutte le piccole in realtà, no? Che Europa che non funziona. Dopo non si intabaiata l'Europa dei banchieri, no? Delle regole fatte a pro dei banchi, per tutelare i banchi, hanno detto loro per tutelare le sparine, per tutelare i banchi. Cioè un'Europa di burocrati, di inde che non è a contatto con la realtà. Allora, non convente, no? Un'Europa così, no? La inde si sta ribellando, ha cominciato in inglese, ma non sono come inglesi che sono contrari a questo tipo di Europa. Ha voluto fare entrare dentro tanti stati che non erano pronti, stati che vengono economie disastrate e che ha creato tensioni all'interno d'Europa, no? Dopo non ha saputo proteggerci dai confronti della Cina, dei paesi che facevano una concorrenza sleale alle imprese europee. C'è un paese che è un'Europa che ha portato a un disastro, no? Ha portato purtroppo a un'economia che sta andando male, con una disoccupazione un'evora aumentata, con questi prodotti che non sono più competitivi, con regole che, ripeto, sono assurdi, sono là a legiferare su stupidaggini e non ha permesso in pratica una crescita e un'unione più vera tra le ente, no? Si sono uniti da me i funzionari, che sono a Bruxelles, che sono a Strasburgo, super paese, anche lì, no? Senza un contatto vero con le ente, no? L'Europa ha bisogno di un tagliando, no? Bisogna che come facendo una revisione un lavoro forte perché se no va a finire male. Tra l'altro, le domande di lavoro che non hanno l'euro, perché gli inglesi hanno sterline. I svedesi, che sono anche loro lavoro rabbiosi, i danesi, anche loro, che hanno monete che non sono l'euro, sono lavoro critici anche loro, no? Su queste Europe. E noi con l'euro si diventa più puri. O si diventasse più puri. Allora queste monete sono state fatte bene, sono state costruite bene. Probabilmente le monete che rispondono tanto ai tedeschi, ai banchieri di Germania e poche alle strutture nostre, alla nostra economia che è francese o anche greche o di chi altri paesi. No? Un'Europa che ha grossi problemi perché bisogna subito mettere in mano e cambiare regole, se no rischiamo veramente di buttare in sfascio. E sarebbe un peccato, perché io credo che è un'Europa di popoli. Qual è l'Europa che tu usi? Io ho visto un'Europa che ha di sé la libera circolazione delle persone e dei prodotti come chi comunque, va benissimo. Guai sottolinea alle dogane, ai sbarramenti all'interno dei nostri territori. E dopo un'Europa poi le ha dei popoli, no? Poi le ha a questioni culturali, a questioni del paesaggio, ma no che vedi che devi legiferare, a dirmi comunque di fare una roba e un'altra, cioè che Europa lì non mi disnua, anzi mi rompe gli schiatti, no? Perché vado ora magari, come dicevi prima, a esigenze che non sono esigenze delle nostre industrie, magari sono esigenze delle multinazionali che hanno sede magari fuori dall'Europa e che non hanno nessun problema dopo tagliare poi di lavoro se a spostare la produzione in un altro paese dove che pagano la manodopera quasi nua, no? E questa Europa così non va bene. Ecco, torniamo a casa nostra, Presidente. L'ande che è a noi da smior, che si ottenuti che dicono che a Stalanta si sta in da crisi, qualche numero lo mostra che non si capisce la cosa. Io sociale la chiara, io dico, ho entrato sempre più in crisi.
la violetto crisi, chiede Copca, ci hanno combinato, chiede Copca. Sono i temi che aspetta i belli. Sì, no, beh, che non presta, ma che chiede in lavoro? Dove sono? Che hanno detto che hanno iscritti tre listi delle regioni, che sono iscritti tutti. Ma mi pare che poi di Vore non devono sfruttare. No, ma tra l'altro mi pare che alle proprio colato il CD Nord totale. Ma c'è chi una differenza rispetto a Trieste. Anche là erano le cooperative operaie. Là c'è tutti, qualcuno che l'ha comprato i negozi e chi era in lavoro da quei negozi e sono stati tutti a lavoro. Invece la Copca, c'è qualcuno che l'ha comprato qualche negozio dal Veneto, un po' di zone basse, anche in chiari, ma poco. E tutti i problemi sono stati scà. Nessuno è venuto a salvare, no? Allora c'è cooperativa ISA che bisogna fare cooperazione fino in Somp, non si può fermarsi a Trieste, bisogna arrivare fino in pratica a Tumiec, a Macul e dei paesi più in sulla che sono i negozi di Copca. Al di là della situazione a Copca, dopo c'è di altre situazioni che sono critiche. Ma considerato per appunto che non si ha una grande, sì, tu dicevi prima è un tic di fermento. Che Friuli, c'è banda là al di là per saltare fuori da situazione? Il Friuli là di pretende che di pagare col tassis, perché si può la fuori di questa situazione dove paghiamo col tassis, danno fiducia all'economia, tornare a essere competitivi. Ma per essere competitivi bisogna bloccare i cinesi, perché sennò i cinesi non si buttano in parare. E come si fa a bloccare i cinesi? Bisogna mettere i dazi ai loro prodotti. Cioè le robe che vengono da Cina bisogna daziarle un po', no? E ci di tornare a esportare dai nostri paesi, d'Europa in particolare. Perché in Cina non sa cosa vengono a esportare, poche nuove, no? O importano un lavoro di roba, no? Tra l'altro dopo le difficili di conti cinesi, perché vedo che è succeduto a Prato, che altri dì, perché l'azienda sanitaria l'ha da controllare, c'è che lavori, c'è che lei l'ambiente di lavoro, ha cominciato a clappare i carabinieri, no? Sì, loro hanno altri regoli, no? Loro pagano la manodopera quasi nuove e le fanno lavorare in condizioni di servire della gleba. Io spero che il canone nel nostro futuro, quindi sta attento a queste robe, perché lo dice? Bisogna di chiste. E dopo il discorso di questa comunità, bisogna dire che questa è beata int, ovvero sta chiesa vostra, perché qua vengono già pleni bregons per venire fuori, no? Come in tanti giovani disoccupati, come in lei che sta perdendo il posto di lavoro. Ho quindi pensato prima ai nostri, come facciamo a pensare a altri giovani che venissero dai paesi senza un mistero, senza nulla, vendendo a altri il posto di lavoro e soprattutto quindi mantenere questi alberghi. Non funziona queste robe, non funziona. Allora, invece tornare a casa vostra, invece c'è anche voi altri darsi da fare, come Covarini c'è di nodi darsi da fare, perché non è nulla garantito. La crisi economica purtroppo è un lavoro presente e non le dite che se di finite come qualcuno spera, che torni a... No, si può la calare si può la ionci mo, perché sono paesi d'Europa tipo la Grecia che sono la ionci mo, sono calati anche mo, e territori dell'est, anche di questa regione, che stanno andando ionci mo. E ho detto la Chiarnie, che stanno andando un lavoro economicamente, perché è un po' più difficile da un po' di lavoro su in Chiarnie. Sì, tu chiacchieras bene e un che ascolta dice sì, il Presidente ha la ragione, ma il Presidente ha detto sì, bisogna, ma cui è che l'ha che fa i provvedimenti fa, considerato che si sente chiacchieras di ogni bande, dopo io dico che in FIS però i migranti continuano a venire, i problemi si vedono ogni giorno, anche le proteste, anche loro, per secolare che noi abbiamo, dopo c'è certe contraddizioni più grandi che i mass media fanno io di che anche noi parte in questo, a fare la sfera, sì, quando effettivamente da nostra ha problemi di vivere su serio di sbarchiare lunari, e allora la Inta ha bisogno di risposte, ma da cui a che spunto allora? Dai politici, ma sento la Inta è rabbiosa, perché dice, ma c'è tutto spindi 900 euro al mese per un extra comunitario, o che è venuto caccia di fortuna, io che sono un pensionario, che vi sembra con la pensione minima è 450 euro al mese, ma le robe non funzionano, no? Ma c'è motivo che roba, dai a lui allora a Marco 450 euro, come che tu gli dai a me, ma c'hai dato poi dal doppio a lui, cioè il doppio a lui, non va bene queste robe, e qui
che di cambiare? Hanno cambiare i politici che sono al potere. Io purtroppo non sono al potere, sono al potere in provincia per dire, ho anche io delle responsabilità per che riguarda la provincia e qualche volta mi fa scolpe di non arrivare a rispondere subito alla gente da un aiutori e fa sveni insomma di queste, però le grandi responsabilità dell'Europa che non sono imponuti certi robi, il Parlamento di Roma, il governo centrale e dopo il governo regionale. Questi sono i tre livelli dove che si chiamano le decisioni e tra l'altro dove che sono invece le risorse. Non puoi scappare con il comune, no? Perché, magari col comune io in sé, perché la strada è un lavoro di base per aiutare gente che secondo me non va di nessuna banda, sono base buttati, che non tu combinerai nuove con questi base che tu dai alla gente perché lei deve fare la spesa, perché lei deve dopo testarsi popolare, perché lei deve in pratica fare robe che si sa che il mondo è pieno di puas, di disgraziati, che non trovare si savone per soddisfare. Sì, per arrivare a coprire tutte le esigenze è difficile, indubbiamente. Dopo ne capite, noi a Udin ad esempio vi pieno di Pakistan, e il Pakistan non è mica un paese in guerra, e il Pakistan ha le potenze nucleari, hanno le bombe atomiche in Pakistan. Possibile che il Pakistan non può instanciare loro? E hanno di venire a se mantignosi in Friuli. Ma non si può accettare queste robe, no? Beh, ma che fa parte di quel iter che è massa lungo dei riconoscimenti e via, che dopo intanto si piazza qui e non si va. Ma sai che fa? E danno una chiartuta e dici tu non devi dire di staccare. E dopo nessuno va a controllare. No, già pensato, va a fare un girotto, va a Toro, cambia città. E dopo lo torni a città, lo torni a ciappare dentro, magari dopo sbrega dopo, lo butta via, torna a fare il giro. Torna a ciapparlo, torna a metterlo in mantinino, ci monta all'albergo, tornare a metterlo dentro la commissione, cioè sono robe che non va bene, non si parla. Ma quello che tutti che vivono in queste situazioni, che stanno in vonde, no, non può dire. Dopo come non stanno mandando frus che non sono accompagnati, non genitori. Ma c'è motivo possibile. Ma qui sono i genitori che mettono sui frus, sui gommoni, e fanno arrivare in Sicilia in queste maniere. E disoneste, no? Non sono poi i genitori che fanno robe del genere. Uno perché fanno rischiare i loro figli di morire in tal mare. E dopo io mando in casa, che non si obbligano, dopo mantenere, no? Sono veramente delle persone scorrette, per non dire di piedi. E probabilmente l'è avuto un giro comunque, ecco, che si mette in moto, perché è stante che si sentono, è incapace, eccetera, è parvegna qui, e quindi qualche franca al gira, insomma, è tutto un commercio da urdi che e mai non si lo ferma e mai probabilmente si arriverà a gestire la roba. Dopo con un'Europa come tu hai detto che noi preso in grande ma l'Europa non può vecchie robe, i paesi ma non fa nulla per no. Ma come ci imparato via, no? Ad esempio in Svezia hanno detto che hanno lavoro 80.000 di loro. La Germania che ha fatto la Merkel, ha provato a chiappare un po', dopo ha veduto che la roba diventava ingestibile, ha bloccato tutto, l'Austria sta bloccando tutto, la Francia non ha nessuna lente più in Francia, e invece no, che hanno srivinduto in Ingacchioio, tra l'altro, perché io aspettivo proprio appena che montano su sui barchioni e io già penso con le snavi, e dopo partito in Italia, e dopo resti in Italia, perché nessuno lo vede, no? E la roba non è il Bengodi il paese dell'Italia, no? Ha tutti i problemi che dicevamo prima. Presidente, vi buttata, tu andai un grum di robe, metodi su pagardelle, no? Ecco, parcerà, c'è vino per quello che riguarda la nostra chiara invece, che tengono a essere che si sente in furlans e che vogliono combattere anche per cercare di mantenere in vita anche che è tutto il telare, tutto che fa parte della nostra storia. Noi siamo legati alla nostra tradizione, ai nostri territori e alla nostra gente. E quando dici legati bisogna farla per furlan. Ho presentato l'altro giorno un libro, un studio su Prezzanetto. Prezzanetto era un prete che aveva avuto in pratica tra il 1800 e il 1900, no? E sulla vita cattolica scriveva per Furlan, no? E lei comprava la vita cattolica, sa me che veniva venduta addirittura 40.000 copie. Per un momento. Per queste prediche, tutti avevano voglia di legge che lo diceva, no? E lo diceva per Furlan, teneste lingue.
E lui la dite Furlans, Fevelait, Furlans, non stai dimenticandosi. Che vuol dire se le ha alle nostre culture, anche perché in un mondo che sta diventando sempre più massificato, sempre più mondializzato, che va bene girare il mondo, per l'amor di Dio, però se tu vai con la tua musica, tu riesci a girare un lavoro mio. Io sono un lavoro contento anche ho lei sui giornali che è nato in Focolars Furlans, in Stati Uniti, in Cina, cioè Furlans che sono là, che vogliono anche mo chiattarsi, tenersi ad un, con le loro mode di vivi, con le loro modi di favelà, per non dismentare le radici, per non dismentare l'identità. E no, così che ho vinto tenere un lavoro su la nostra identità, perché questo vuol dire anche sviluppo economico. Perché lei che viene qua è curiosa di cercare, ad esempio, sotto l'aspetto del turismo, i prodotti che facciamo noi, chersons in chiarnie, gli scartofoli, i fasoi, cioè robe particolari, fatti su un territorio che è unico, le aghe de chiarnie, no? Cioè tutte queste robe che secondo me vanno anche valorizzate e tenuti di conto e qualificate in robe nestre, robe di qualità, dove così arriviamo a salvarsi. In pratica, senti che non senti, non viene gambiamose, non viene vapore di cecosìn, perché ho vinto una grande storia da ordinare, ho vinto una grande cultura e questa veramente è la garanzia per superare i momenti difficili. Ecco, noi ringraziamo il Presidente della Provincia per i Fontanin. Vari molto intanto venissimo che vanno le robe, no? Sì. Perché non vi uscirado dalla porta. No, io sono un po' ottimista, ma perché ho veduto le ultime elezioni che la gente cambia il voto. Bene, sono contento e spero dal referendum che la gente le dia a votare no. Perché abbiamo bisogno di autonomia, abbiamo bisogno di un territorio che sia più autonomo, più responsabile. Tornate a fare la decisione in chiesa. Sì, in chiesa, perché se decidi che di Roma non è nessuna banda. Benissimo, grazie Presidente. E di queste visite fatte a tutti i nostri studi. Grazie a voi, auguri per questa televisione, per questa informazione, per i servizi che fate, che tengono su sempre i valori profondi di chiarni e di cultura chiarniele, che è un lavoro importante. Grazie e grazie anche di questo aiuto morale, oltre che materiale, il Presidente, come vi detto, nos ha sempre dato una manta limite alle possibilità di queste censate riconoscenze. Un grazie a lui che ha avuto la pazienza, speriamo che il gusto stanno ad ascoltare e come che dicono sempre, si dicono appuntamento a volte con altre novità, con altre musas, con altre persone e continuate a chiacchierare. Mani a tutti.